Venezia e il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è antico e ben presente in ogni cultura del mondo, ma a Venezia la sua storia e la sua regolamentazione furono particolarissime e in città è ancora possibile riconoscere i segni di questo passato. Il primo luogo in cui fu concesso di giocare fin dal 1172 fu al centro delle due colonne di San Marco, dove non a caso avvenivano anche le esecuzioni capitali. E fu possibile grazie a un ingegnere. Proprio così, arrivate da Oriente e rimaste distese per oltre un secolo sulla riva, le due enormi colonne furono sollevate solo grazie al genio di un ingegnere bergamasco, Niccolò Starantonio Barattiero. L'ammirazione per l'impresa fu tale che il Serenissimo Governo decise di premiarlo, esaudendo il suo desiderio di poter gestire ufficialmente una bisca per il gioco dei dadi, fino ad allora severamente proibito, proprio tra i due monoliti. Solo ai primi del Seicento, visto che il gioco dilagava comunque, la pratica dell'azzardo fu permessa in tempo di carnevale e nel 1638 il nobile Marco Dandolo fu autorizzato ad aprire un ridotto grande, ovvero una casa da gioco pubblica. Oggi i locali del ridotto esistono ancora e sono parte dell'Hotel Monaco e Gran Canal. Il gioco invece si è trasferito altrove, a Ca Vendramin Calergi, erede diretta di quel primo casinò veneziano che fu anche il primo della storia. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.